Sirene e mezzi di soccorso, tutti fuori da scuola. Esercitazione speciale per i ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei di Caselle di Selvazzano a Padova, che hanno preso parte al progetto Scuola Sicura Veneto, organizzato dalla Regione in sinergia con gli istituti scolastici e gli enti che sorvegliano il territorio. Il tema della sicurezza è importante perché ha a che fare con la vita quotidiana, con tutti i luoghi, quindi sapere quali possono essere le dinamiche da attuare in caso di una vera e propria emergenza o sapere chi chiamare, quali squadre di soccorso, quali numeri chiamare in caso di emergenza e cosa comunicare diventa molto importante in tutti gli ambiti della vita. SUEM 118, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, tutti impegnati durante le emergenze che i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino. Sono affascinati dal mestiere e ci chiedono spesso come funzionano certi tipi di attrezzatura, la tipologia di intervento. Ecco, noi stiamo lavorando quest'anno, abbiamo fatto molti progetti con Scuola Sicura, questa è un'occasione importante con la Regione Veneto, ma abbiamo fatto altre 14 attività in provincia di Padova dove in base anche all'età dei ragazzi o facciamo una sola dimostrazione dei mezzi oppure facciamo una mezz'oretta di comunicazione sulla sicurezza. Conoscere le procedure e imparare a comportarsi durante le emergenze che possono colpire il nostro territorio. Un momento però anche di confronto tra i vari attori che le gestiscono. Queste occasioni ci permettono di interagire con i colleghi dei Vigili del Fuoco, che è il soccorso tecnico, con la protezione civile, con le forze dell'ordine e con gli enti di volontariato, garantendo una catena dei soccorsi la più efficace possibile e la migliore possibile. Poi chiaramente stando in mezzo ai ragazzi è un'occasione importantissima per poter diffondere la cultura della chiamata al sistema di emergenza, delle manovre del primo soccorso e soprattutto in questo caso come proteggersi da un evento sismico.